Ok, allora ricominciamo. La premessa sull'evento l'abbiamo già fatta. Prima mi sono dimenticata di dire che all'uscita potrete prendere il nostro gadget, la bag di È ok, la shopper di È ok non essere ok. E quindi mi raccomando, chiedetela, non andate a casa senza, ok? Allora, siamo qua con Livio Ricciardi. Lo presento brevemente, anche se in realtà insomma immagino che tutte e tutti lo conosciate bene. Livio è psicologo, sessuologo e divulgatore sex positive. Dal 2020 conduce un lavoro sui social atto all'informazione sessuo-affettiva e nel 2022 ha iniziato il podcast Facciamolo in collaborazione con Est Radio. E nel 23 è uscito il suo primo libro, che potete acquistare anche all'ingresso, che si intitola È quello che è, 100 risposte per viaggiare abbastanza sereni nelle relazioni e nell'intimità. Ora sta portando in giro il suo tour, porta in giro per l'Italia un talk dal titolo L'amore oggi. Il pensiero che ho fatto pensando a questa chiacchierata di stasera è che effettivamente tu stai facendo un po' un lavoro controcorrente, nel senso che il nostro paese non ha ancora un'idea ben chiara su quanto possa essere importante l'educazione affettivo-sessuale nelle scuole. E in un reel che hai fatto a fine aprile sottolineavi proprio che questa non scelta fa sì che ai genitori venga data questa responsabilità, no? Di insegnare alle figlie e ai figli questo aspetto, quando invece dal tuo punto di vista dovrebbe farlo un professionista o una professionista. E quindi ti passo la parola citandoti, perché chiudevi questo reel dicendo tuo papà i logaritmi non te li spiega. Sì, è vero in un certo senso, nel senso che per fare educazione sessuale c'è bisogno di studiare per fare educazione sessuale, no? Quindi in un certo senso responsabilizzare il genitore a raccontare della cicogna è un qualcosa che è poco utile, nel senso che quello che può fare un genitore di base è magari regalare il preservativo prima della vacanza, il campo scuola e cose del genere, e dire mi raccomando usa le protezioni. Ma stare a spiegare tutto quello che è il mondo affettivo e sessuale è un'iperresponsabilizzazione di una figura che già di responsabilità ce n'ha tante. Quindi credo sia fondamentale chiaramente andare a introdurre quello che è un discorso di educazione affettiva, sessuale, ma anche semplicemente al consenso e al rispetto nelle scuole, perché altrimenti quello che succede è che poi ci si ritrova spaesati e ci si mette 20 minuti per trovare il clitoride o cose del genere. Quindi credo sia fondamentale anche semplicemente per un discorso, poi a volte la si sopravvaluta, per carità, perché gli si attribuisce anche dei poteri che in realtà purtroppo non ha, come per esempio se vogliamo andare su determinati temi che possono essere gli abusi, la violenza sessuale, se non addirittura i femminicidi, in realtà non abbassa così tanto i tassi, perché c'hanno tantissimi altri fattori che vanno ad influire su quello che sono poi questo tipo di azioni e di crimini. Se noi andiamo a vedere paesi che hanno da una vita l'educazione sessuale o comunque da decenni, non è che non esistono determinate cose. Quindi è preventivo, è un qualcosa che ogni essere umano meriterebbe in qualche modo, e sicuramente il genitore meriterebbe di non avere questa responsabilità che considero eccessiva, però allo stesso tempo non bisogna guardarlo come un superpotere, ma come una cosa molto bella che lo Stato potrebbe fare. Poi in realtà il punto fondamentale dell'educazione sessuale è che costa, quindi come ogni cosa che costa ne deve valere la pena. Io credo che finché non ci sarà uno studio che dimostra che fare educazione sessuale fa spendere meno soldi al sistema sanitario nazionale per le infezioni sessualmente trasmissibili, non ce l'avremo mai. E poi vabbè, viene mascherato con un discorso chiaramente di, appunto, sono i genitori che devono fare educazione sessuale, la teoria gender, che non esiste, sono inventati, non so dove l'hanno letta, e tutta questa roba qui in realtà è molto una maschera ideologica messa davanti a un discorso meramente economico. Grazie a voi. Io volevo fare una domanda forse banale inizialmente, però volevo chiederti, cioè tu come hai iniziato a
esporti sui social? Cioè è nato da una cosa personale, magari da dei confronti nati con amici e poi volevi rendere più partecipi, cioè più persone? Come è andata? Io all'epoca studiavo la triennale di psicologia, forse stavo a terzo anno, secondo anno, e agli studenti di psicologia succede una cosa orribile, ovvero che appena una persona sa che tu studi psicologia, ti si accollano e ti dicono: ma io mi sto sentendo con questa ragazza, mi sto sentendo con questo ragazzo, che gli devo scrivere, mi è successa questa cosa a letto, che cosa devo fare e roba simile, no? E quindi questa cosa qui, dopo chiaramente la frustrazione a cui porta, perché anche noi psicologi vogliamo vivere, e ho deciso di estendere questa roba tanto per alleggerirmi la vita anche ai social, e mesi questo box dopo una serata intensa, il giorno dopo mi stavo annoiando, era domenica, dico, boh, io provo a estendere questa cosa a chiunque voglia, fondamentalmente. E non ha avuto assolutamente successo finché un mio amico non mi ha detto: metti questa roba su TikTok. E l'ho fatto, e questa cosa è iniziata a crescere, e a un certo punto mi sono reso conto che su determinati topic, essendo anche uno studente abbastanza, come dire, inesperto, perché comunque stavo in triennale, non avevo grandi specializzazioni, ho detto, mi arrivavano delle domande a cui sapevo rispondere a metà. E quindi ho detto: fammi provare a studiare di più questa roba. E quindi c'è stato questo discorso molto bionivoco, per cui le persone mi chiedevano una determinata cosa, io l'andavo a studiare e mi piaceva tanto. E quindi poi mi sono specializzato in quel campo e ho proseguito con quella che era, diciamo, la dimensione divulgativa. Wow, molto interessante perché è come se cioè, fosse un po' arrivato da una richiesta degli altri, tu l'avessi colta, quindi super interessante. Invece tornando un po', diciamo, allo scoprirsi come corpi o come comunque identità, cioè, tu hai dei consigli che daresti legati a come magari ci si può scoprire, e anche secondo me è interessante come comunicare con l'altro, cioè con un partner, il modo di amarsi o con cui piace farsi toccare o una serie di cose, insomma. Quello che mi sento di dire è che siamo in assoluto forse nell'epoca in cui consideriamo di più il corpo come quantitativo e come estetico, e molto meno come un corpo qualitativo e funzionale. E quindi spesso e volentieri ci si basa molto su degli aspetti che magari fanno riferimento a quella che è una presentazione di sé. Quindi io guardo il mio corpo come se fosse un qualcosa che gli altri devono guardare, e il mio valore è in base a quella che è la presentazione del mio corpo, a quelle che sono un'attinenza all'ideale estetico che c'è, e poi sessualmente si va a finire sulle forme, sulle dimensioni, eccetera, eccetera. Chiaramente questa roba è assolutamente horror, essendo un eccesso, e il sesso è un modo meraviglioso per riguadagnare quella dimensione qualitativa del corpo, quindi come un qualcosa che ci può far percepire anche semplicemente come siamo col culo sul divano in questo momento, e che se mi muovo tanto si sposta il divano, eccetera, eccetera. Cioè tutto quello che il corpo ci può far percepire anche attraverso tutti e cinque i sensi. Ed è una cosa, il sesso ci racconta una cosa molto simpatica, ovvero noi non abbiamo recettori dediti al piacere sessuale, noi abbiamo magari molte terminazioni nervose tra le gambe, che però sono automaticamente uno stimolo sessuale. Possiamo pensare a quando banalmente facciamo pipì e ci puliamo con la carta igienica, nessuno geme quando succede questa cosa, no? E quindi quella roba succede quando c'è uno stimolo erotico, quando c'è un qualcosa di mentale che ci fa attraversare, ci trasla quello stimolo fisico a uno stimolo erotico, a un qualcosa che diventa proprio piacere sessuale. E quindi credo sia importantissimo prendere anche come esempio il sesso e cercare di destrutturare quella parte di, come dire, qualità del sesso che viene dalla percezione estetica. Siamo una specie che ha anche bisogno di guardare durante l'atto sessuale. Fun fact, le tette sono un qualcosa che il sapiens ha, perché sono funzionali a quello che è il discorso riproduttivo, perché al contrario di tanti altri mammiferi noi non abbiamo la monta da dietro come i cani o altre specie, ma abbiamo una monta da davanti, quello che chiamiamo il missionario. E il seno e l'accumulo di grasso sul seno è un qualcosa che geneticamente abbiamo proprio affinché il maschio si ecciti, chiaramente facendo riferimento a quella che è una dimensione eterosessuale, riproduttiva, eccetera, eccetera. E quindi dovremmo guardare al corpo
nel sesso come un qualcosa di sì estetico, perché chiaramente c'è quella componente, ma allo stesso tempo come un mezzo attraverso il quale possiamo provare piacere. E questa cosa ci può fare entrare in contatto con una questione che credo sia molto funzionale, che si sta portando avanti scientificamente in questo periodo, che non è tanto la body positivity, perché è criticabile, è stata vista non funzionare molto, nel senso che ci mette per esempio la pressione di accettare il proprio corpo. A me può far cagare una parte del mio corpo, io ne ho tutto il diritto di dire non mi piace e nessuno mi può dire no, la devi accettare a prescindere, perché chiaramente sotto altri aspetti è molto funzionale. E il problema della body positivity è che ti fa rimanere in quella percezione sempre di legame a quello che è il tuo corpo. Sempre appunto a questo approccio molto quantitativo, mentre la body neutrality è una proposta che ci dice siamo anche il nostro corpo, siamo oltre il nostro corpo. E il corpo può essere un qualcosa attraverso il quale io respiro, come attraverso il quale io ho piacere sessuale. E quindi può essere un ottimo esempio anche cercare di esercitare questa propria percezione, questa consapevolezza corporea su ciò che ci stimola, su ciò che vogliamo, in virtù appunto di una riappropriazione del corpo come non come un oggetto, ma come una cosa che fa parte di noi, attraverso la quale ci possiamo divertire. Ok. Quindi uno strumento alla fine che ci è dato per poter provare piacere. Per vivere, anche per stare. Beh sì, certo. Coraggio, Anche, ovviamente. E invece legato all'entrare un po' in legame con un partner, cioè magari avere delle fragilità o dei disagi e comunicarli in modo comunque sano, perché comunque queste cose ci sono, esistono, però cioè, è brutto che magari uno non riesce ad esprimersi perché si vergogna o non lo so, perché magari manca comunicazione, quindi se anche questa tematica può essere... Io credo che la comunicazione del sesso sia un qualcosa di difficile, a parte vabbè, tutto il tabù culturale, tutte quelle sovrastrutture che chiaramente fondamentalmente ci impediscono, comunque ci rendono molto difficile questo tipo di comunicazione, giocano un forte ruolo. Ma poi c'è un discorso che spesso e volentieri è un po' un vizio dell'essere umano, ovvero di ipotizzare più che attenersi al dato di realtà. Quindi spesso e volentieri quando io devo consegnare anche semplicemente una cosa per cui provo piacere, che può essere metti la mano qui invece che lì, provo a mentalizzare e ipotizzare come l'altro possa reagire. E spesso e volentieri nelle coppie c'è questo discorso per cui no, ma io tanto lo so che se gli dico questa cosa lui o lei reagirà in questo modo. E rimaniamo molto fissati con l'ipotesi e con le emozioni che l'ipotesi ci fa provare. Quando il dato di realtà, anche se conferma l'ipotesi, ha un impatto emotivo e cognitivo totalmente diverso da quella che è l'ipotesi. Noi magari ci immaginiamo che possa farci rimanere molto male se consegniamo che so, il fatto che sentiamo dolore dal punto di vista sessuale se facciamo una determinata cosa o che abbiamo delle difficoltà. L'altro può rivelarsi invece accogliente, come l'altro può rivelarsi non accogliente, ma se l'altro non si rivela accogliente, non rimane solo un'ipotesi che ci attanaglia, che ci fa sentire inadeguati, diventa un dato. E questo dato si può tradurre anche sto interagendo con una persona che non riesce a abbracciare il fatto che io provo dolore genitopelvico a letto, che rappresenta quella persona e non il nostro dolore genitopelvico. Quindi credo sia fondamentale cercare di utilizzare la comunicazione a letto come strumento per appropriarsi del piacere. E questo fa parte delle cose per le quali si può essere bravi a letto. Spesso passiamo la vita a cercare di capire come si è bravi a letto. Uno pensa che siano skills relative ai preliminari, oppure le dimensioni, oppure la forma del corpo, oppure quello che dici, quello che fai dopo, roba del genere. In realtà è molto semplice, conoscere se stessi, provare a conoscere l'altro, comunicare la roba di se stessi e cercare di ascoltare quella dell'altro. Non c'è bisogno di slogarsi un'anca per essere bravi a letto. Quindi, ecco, sostanzialmente questo. Sì, alla fine è anche un incontro tra dei corpi che si amano nel loro modo comunque, quindi non per forza comunque legato alla prestazione, no? Cioè non per forza comunque, può anche esserci quello magari, però non penso sia proprio legato strettamente a quell'aspetto lì. Sì, io credo che la prestazione sia un qualcosa che dovremmo scegliere, non qualcosa che dovremmo
abbracciare come principio cardine del sesso, perché altrimenti non si fa sesso, si fa una prestazione. Questa cosa sembra scontata, ma non lo è assolutamente. Se io sto subendo un cunilingus e comincio a pensare, sono passati 2 minuti, adesso avrò un crampo alla lingua, la mandibola starà soffrendo, penserà che ci metto troppo a venire e mi lascerà ovviamente per questa cosa, allora io non sono più focalizzata su quello che è una dimensione sessuale, sono focalizzata su quella che è una dimensione preoccupata. Io dico sempre, facciamo sesso preoccupati del piacere dell'altro, perché questa cosa inevitabilmente è stata creata da vari fattori, di cui volendo possiamo parlare, che ci hanno portato a concepire l'atto sessuale come qualcosa di patologicamente altruistico, quando in realtà l'atto sessuale di per sé, per definizione, è un atto egoistico, e quindi dovremmo cercare di reintegrare quella parte in cui, cioè nel momento del cunilingus, si slocasse la mandibola, non è un problema, cioè io devo venire, cioè nel senso, questo come altre cose. Spesso ci capita magari di fare un atto sessuale specifico, quindi una pratica specifica, e di pensare già a che cosa bisogna fare dopo, senza essere mai nel momento, o di pensare a che cosa scriverà il giorno dopo sul gruppo di WhatsApp delle amiche. E quindi questa cosa qui inevitabilmente ci fa vivere il sesso in modo assolutamente disfunzionale e può crearci anche delle difficoltà. Ma secondo te questo c'è perché avviene? Nel senso, c'è un po' la società che ci impone, magari anche la pornografia, comunque come si è cresciuti, cioè anche, insomma, di rientrare in una sorta di estetica, di una visione sessuale magari che sembra che debba essere solo quello. Cioè, secondo te c'è un motivo specifico per cui capita questo o sono insicurezze? No, un gruppo di motivi, nel senso che chiaramente c'è stato un cambio radicale proprio del vissuto e della percezione sessuale. Se noi facciamo un salto indietro a quello che era il periodo del duce, quello lì, quel tipo là, Abbiamo capito. c'era, insomma, che adesso ogni tanto va ancora di moda, però insomma, 100 anni fa circa, c'era questa gag molto simpatica per cui c'era questa epidemia di sifilide, e solitamente l'uomo concepiva la propria moglie semplicemente come una sfornafigli e andava a consumare quello che era il piacere sessuale nei bordelli. E c'era questa epidemia di sifilide, quindi spesso e volentieri capitava di contrarre la sifilide. E c'è questa testimonianza molto simpatica che dice la sifilide è un qualcosa di scomodo, ma che ti fa capire che sei diventato davvero un ometto. E 100 anni fa era così. Adesso siamo messi un po' meglio. A volte quando diciamo non c'è l'educazione sessuale, sì, però non c'è questa cosa dell'essere ometto, quantomeno. E poi sono successe un sacco di cose che ci hanno cambiato quella che è la percezione sessuale. Se pensiamo a tutto quello che è la rivoluzione femminista, giustissima, che si è riappropriata di quello che è il piacere femminile, è successa una roba strana all'interno del mondo maschile, ovvero non c'è più un sono soddisfatto semplicemente perché una persona mi ha selezionato, ma quella persona mi ha selezionato tendenzialmente con molta meno fatica rispetto a prima, ma adesso io lo devo da bene, per dirlo in francese, e deve esserci questa capacità di soddisfare. È diventato uno scambio economico sessuale diverso, e questo unito al fatto che chiaramente c'è un riverbero fortissimo di quella che è proprio l'imprinting culturale in cui siamo, quindi molto performativo. Noi campiamo perpetuamente nella performatività. Facciamo questo panel magari e pensiamo di dover andare bene, che per carità di Dio è giusto, perché c'è la gente che è venuta fino a qua per ascoltare questo panel, quindi è giusto. Quindi qualsiasi cosa, sul lavoro, sulla vita, ci sentiamo perpetuamente in un ambito di performance, e perché non deve accadere nel sesso, è normale che accada nel sesso. E poi sono successe delle cose simpatiche, tra cui la pornografia, che di per sé non è problematica, ma è problematico un utilizzo della pornografia non consapevole. Cioè, se io credo che il sesso sia pornografia, sbaglio, nel senso che quando spoglio una persona e la tocchi non urla in inglese, come diciamo primo concetto, ma poi anche tutto quello che è ciò che si fa, ciò che si vede. E mi ricordo di un'intervista di Borghi per quanto riguarda Supersex, la serie su Rocco Siffredi, e gli hanno chiesto qual è la cosa che ti ha stupito di più di un set porn. È stato le salviette sotto i piedi per pulire tra una scena e l'altra. E io, quante persone hanno utilizzato le salviette sotto i piedi? Nessuno.
quindi non è questa cosa così diffusa. E questo come quelle 700 posizioni in 5 minuti che non sono necessarie, come l'ideale estetico, le dimensioni. Io credo che chiunque guardi Johnny Sins dice vabbè, rimango single a vita, buona serata, sto a posto così, divento un eremita. E quindi chiaramente è un immaginario molto ludico, però in concomitanza, in assenza di un'educazione alla sessualità e anche al guardare la pornografia, noi lo trasformiamo in uno strumento educativo che chiaramente è fuorviante. Un sacco di roba che ci ha portato a guardare un genitale e dire oddio, adesso devo andare bene, non che bello. Vero. Ma anche poi rispetto alla pornografia, cioè, parlo anche da donna, cioè devo dire che a volte è alienante vedere certe cose, nel senso che poi è sempre il punto di vista maschile tante volte, anche se so che adesso comunque una corrente, per esempio Erika Lust, una serie di registi si sono un attimo attivate per far sì che comunque sia più equo e anche non legato solo alla magari monogamia o comunque legato all'eterosessualità. Però Anche se è penso... normale, nel senso che la maggior parte dei fruitori sono uomini, quindi è normale che il porno sia coetocentrico o maschiocentrico. Beh, è Ci anche sta, un tabù devono tra le donne guadagnarci. comunque dire mi sono guardata un porno, cioè alla fine secondo me resta ancora un tabù quell'aspetto lì. Peccato anche perché secondo me dall'altra parte è anche oggettificante rispetto all'uomo, nel senso che deve essere un cazzo performante, cioè detta Sì, in sì. modo brutto, Sì, sì. cioè schietto. Quindi No, questo. di base è un qualcosa che se andiamo a scardinarla può suonarci tossica. Il punto è che la pornografia dovrebbe essere un qualcosa che uno si guarda nel momento in cui vuole guardarla, altri dei secondi fini. Poi per carità ci può essere quel filmato specifico che ci dà un'ispirazione o ci fomenta una fantasia, accompagna una fantasia. Però se diventa totalizzante e una sorta di lezione in qualche modo o un fil rouge con cui leggiamo la sessualità è problematico. Sono d'accordo. Non so se magari volete fare anche voi delle domande, sto parlando solo io. Vabbè, su sorno. Allora, Le cose. Io avevo una domanda che ho rielaborato in quest'arco di tempo che intercorreva da quando mi sono offerto per venire qua seduto di fianco a te in questo momento qua. Spero sia una domanda abbastanza bella, non so come definirla. Comunque, sta di fatto che io col sesso ho sempre avuto esperienze traumatiche, nel senso, non nel senso che l'ho fatto, non mi è piaciuto, non l'ho mai fatto, ma comunque da ragazzo io alle medie, durante l'ora di informatica, i miei compagni di classe invece di seguire la lezione giocavano ai videogiochi porno. Io ho visto alcuni di quei giochi e sono rimasto segnato. Poi anche il fatto che quando poi sono passato al liceo è andato più o meno bene. Poi mi sono trasferito in un'altra scuola al secondo anno e ogni giorno era quanto ce l'avevo lungo, la domanda più gettonata dalle mie compagne di classe. E quindi ho sempre avuto questo, cioè per me il sesso è sempre stato la bestia nera e lo è tuttora probabilmente. Quindi secondo te come si potrebbe combattere, perché non penso essere l'unico sulla terra che ha questo problema qua, come si può far affrontare a un ragazzino delle medie o a un ragazzo anche del liceo, delle superiori, il tema del sesso? Io credo che sia importantissimo partire già da una concezione di consenso e rispetto che ci guidi proprio nel concepire quella che è la sessualità e cosa può essere la sessualità, quindi un'intersezione tra individui consensuale e rispettosa vuol dire anche non vessare una persona sulle dimensioni, soprattutto diciamo in modo, come dire, che va a definire l'individuo, ma se vogliamo contestualizzare il discorso, il problema non è tanto l'individuo specifico, per quanto magari in quel momento non possa non essere stato rispettoso, fermo restando che in adolescenza si è pazzi, quindi è una cosa che può accadere, ma proprio appunto tutto il contesto culturale e concettuale di quello che è il sesso che ci porta a vedere appunto, come dicevamo anche prima, attraverso la pornografia, attraverso una visione estremamente performativa della sessualità, magari il valore sessuale di una persona nelle dimensioni o comunque a questa esplorazione non controllata
C'è un motivo per cui la pornografia è vietata ai minori di 18 anni e non deve essere un qualcosa a cui si viene esposti a una determinata età molto inferiore a quella della maggiore età, perché fondamentalmente il sesso dall'essere umano è vissuto come esplorativo, è vissuto come un contatto, una pulsione in cui si esplora, che ci porta alla conoscenza di quello che è il corpo dell'altro e la possibile intersezione col corpo dell'altro, e non un qualcosa che andiamo a vedere, soprattutto se compiuta in un determinato modo, che poi appunto succede che concepiamo il sesso in quel modo e quindi cerchiamo di guardarci intorno e di chiedere e di capire se l'altro ha quelle caratteristiche o che valore ha in base a quelle caratteristiche che introiettiamo. Sì, sì, e pensavo anche io perdo le domande, forse Carlo mi può aiutare in questo momento facendone un'altra perché mi può tornare in mente un'altra volta. Figure. Sì. Non c'è, sarà in me. Andrei ancora di scaletta perché non... Vabbè. Io volevo fare una domanda legata un po' alla femminilità, cioè, secondo te come si può restituire un po' come dire, una rivoluzione, nel senso proprio a livello sessuale, un valore, diciamo, al femminile, proprio anche parlando di storia, come hai citato tu, ci stiamo muovendo in una direzione, secondo te, comunque, cioè, positiva o ci sono ancora delle tappe da raggiungere, cioè, come la vedi tu comunque, che sicuramente sei meglio di noi. 40 anni fa avresti lavorato con lo stesso agio in cui le donne lavorano oggi? No. Ok, quindi credo che qualcosa di buono la stiamo a fare. Non siamo arrivati a un cazzo rispetto a quello a cui dovremmo arrivare, chiaramente, però bisogna... È un po' un colpo al cerchio uno alla botte, nel senso che dobbiamo chiaramente continuare a lottare per qualsiasi cosa che non vada, soprattutto relativamente ai diritti o a delle questioni sistemiche molto radicate, tutte le problematicità che ci stanno intorno all'assenza di parità di genere, alla concezione della donna, alla concezione anche dell'uomo patriarcale. Dovremmo continuare a lottare per sradicare tutti questi aspetti, però allo stesso tempo qualcosa la stiamo facendo e credo sia importante anche rinforzare quello che siamo riusciti ad ottenere per prendere anche coraggio, per prendere energia, per continuare a lottare. Io credo siamo nella terza rivoluzione sessuale a tutti gli effetti. La seconda è stata bloccata dall'HIV purtroppo, nel senso che stavamo progredendo molto bene, però a un certo punto c'è stata appunto l'epidemia di HIV che ha totalmente rigenerato, ricreato uno stigma e l'ha fatto riesplodere soprattutto per quanto riguarda la comunità LGBTQ, che poi si porta appresso tutto quello che è il minore di stress, quindi appunto tutto lo stress che le minoranze hanno, a cui sono assoggettate e tutte le conseguenze a cui portano, quindi comunque sentimenti di ansia, di depressione. Far parte di una minoranza in questo momento è ancora definibile far parte di una minoranza di per sé e non essere un individuo, ma un individuo etichettato in un determinato modo e non in senso positivo, quindi magari che può essere intersezionale per identificarsi, per avere quel senso di comunità, ma essere etichettato in modo negativo. E questa cosa qui ci destabilizza. Per quanto riguarda il femminile, chiaramente questa roba ancora c'è. Adesso una donna può essere CEO di un'azienda, ma allo stesso tempo te fischiano per strada, per dirne una tra 1 milione. Quindi ci stiamo a lavorare, secondo me. Speriamo di continuare sulla retta via. Non so se magari dal pubblico c'è qualcuno che vuole intervenire. Questi sono sempre dibattiti molto aperti e liberi, quindi ci piace anche che si possa, insomma, chiacchierare con tutti. Di solito noi siamo abituati così. E quindi se qualcuno ha piacere di intervenire, veramente volentieri, e non fatevi problemi. Prego. Sblocco? Sì, nel senso, cioè, no, ragazzo, diciamo, che lì chiedo se non sono barriere su cui secondo bloccare economico, invece. Beh, è un mondo. È un mondo e è una domanda, credo, molto, come dire, che andrebbe contestualizzata a quello che è l'individuo o il gruppo di individui. Però quello che posso dire sicuramente è che in questo momento quello che è successo da un punto di vista culturale è che siamo in un periodo di iperdisponibilità,
che è data da tutti quelli che sono i social network e in generale quello che è stata proprio tutta l'evoluzione, come dire, culturale, tutta la direzione culturale. E questa cosa qui ci ha portato oggi ad avere un concetto di iperddisponibilità, quindi in questo momento non ho quella fortuna una volta ogni tot tempo di andare al bar oppure andare a un parco, cose del genere, trovare una persona e coltivare magari quello che è il rapporto con una persona. C'è un discorso di consumismo a tutti gli effetti anche interpersonale e dal punto di vista relazionale che ci porta ad avere un sacco di disponibilità e di scelta potenzialmente. E questa cosa può avere tre reazioni. La prima è quella di essere profondamente sempre indecisi in questa iperdisponibilità, nel senso che abbiamo così tanta possibilità di scegliere, essere scelti e corteggiati che cerchiamo sempre il perfect match, quindi la persona con cui va tutto bene. E questa cosa qua chiaramente non è ok, perché comunque quello che è un affetto concreto lo si coltiva col tempo, con l'intersezione con l'altro, con una sorta di impegno. D'altro canto però ci può essere quella che è invece una sorta di ritiro o di timore, perché chiaramente in questa iperdisponibilità ci si pone davanti a tutta una serie di stereotipi, di concetti. Noi semplicemente con l'esposizione ai social siamo super stimolati da quella che è l'immagine corporea, l'immagine dell'altro, determinate cose che bisogna fare affinché noi possiamo essere adeguati e di valore per l'altro. Si può tornare anche insomma al discorso di prima, quanto ci auto-oggettiviamo e quanto ci presentiamo attraverso il corpo e quanto ci presentiamo secondo determinati standard che in realtà non fanno parte poi di quella che è la capacità e la volontà e l'intersezione con l'altro, ma anche semplicemente con il trovare un qualcuno. E poi ci stanno queste vie di mezzo particolari tipo le situationship in cui si prova a sperimentare un qualcosa come quello che può essere una relazione, quindi con tutte le questioni del caso, però allo stesso tempo non si concretizza mai. Quindi se esce per 2 anni, presenti tu zia, conosci tutti gli amici, a un certo punto noi due fa che cosa siamo? E l'altro non sono disponibile emotivamente, no? E questa cosa c'ha chiaramente un denominatore comune molto evidente che è la paura. Quindi siamo tutti molto spaventati da quello che può essere un'intersezione amorosa, affettiva, ma anche sessuale, come dicevamo prima, perché tutta l'incertezza che riverbera dal punto di vista proprio sociale riverbera anche nell'affetto e si sono sradicate delle cose che ci hanno sempre dato una parvenza di solidità, come per esempio il fatto che abbiamo tipo il diritto al divorzio. In questo momento c'è il 40% dei tassi di divorzio in Italia, che è ok come diritto, non lo sto assolutamente criticando, però a un certo punto è successa questa cosa non troppi decenni fa che ci ha fatto percepire l'amore e l'incontro con l'altro come qualcosa di finibile. E quindi noi non abbiamo il concetto di trovo una persona e ci sto per sempre, quindi un approccio qualitativo, cioè abbiamo un approccio quantitativo, perché noi abbiamo molto più, come dire, questo schiaffo dalla realtà che è sto con una persona e non so se andrà per sempre. Siamo in un momento in cui probabilmente dovremmo spostare la percezione di qualità della relazione non dal tempo, non su un fattore temporale, anche perché prima dice no, sono 50 anni che stanno insieme, te credo, potevano divorziare, normale. Oppure quando è entrato in vigore il divorzio, mio nonno ha detto vabbè, sono 30 anni, mo abbiamo fatto, cioè non è che dobbiamo fare sta gag che mo divorziamo, diciamo 5 nipoti, non si fa, cioè ormai ce l'accogliamo sta pratica, no? Però adesso insomma siamo figli di persone divorziate, cioè abbiamo un concetto dell'amore molto più labile, molto più finibile, molto più doloroso potenzialmente, però lo è doloroso, è labile, dovremmo accettarlo e semplicemente cercare di fare un pochino di esperienza, perché è quello che tutti cerchiamo. Non credo, qualcuno non detesta l'amore, non vuole l'amore nella propria vita per alzata di mano? Ora non so se c'è qualche nichilista in sala, però insomma, non credo. Spero essere stato esaustivo. No. Io credo che sia importante una cosa che ci racconta
l'approccio cognitivo-comportamentale alla psicologia, che è l'esposizione, che è un qualcosa che viene utilizzato anche nelle fobie. Ora chiaramente non per metter bocca o ipotizzare qualsiasi cosa, però è un esempio così estemporaneo. Se io sono aracnofobico, per superare quella fobia, tendenzialmente, chiaramente riduco all'osso, devo prima poter pensare a un ragno, poi magari poter parlare di un ragno, poi guardare una foto di un ragno e poi vedere un ragno e poi basta, perché insomma non è che lo puoi scacciare da casa, cioè, nel senso comunque non essere terrorizzati dal ragno. E quindi l'esposizione in questo momento, che possa essere anche a quella che è appunto un legame con un'altra persona, o semplicemente al provare ad instaurare un legame con l'altra persona, che non venga consumato in un discorso di sesso occasionale o comunque evitato per evitare magari quella che può essere una delusione o un dolore. Sempre per il discorso di prima dell'ipotesi contro il dato di realtà. A volte pensiamo che un rifiuto possa lederci o essere molto lesivo, quando in realtà può essere semplicemente una cosa che dici, vabbè, dormo uguale e domani conosco un'altra persona, mando il fuocherello a qualcun'altra, non so come dire. Quindi cercare un pochino di esporsi, cercare un pochino di, vogliamo chiamarlo mettersi in gioco, cercare un po' di fare esperienze della questione. Questo sia per quando non si ha esperienza, sia quando la si ha, ma si è scottati o spaventati. Come cooperativa abbiamo la fortuna di collaborare con diversi istituti superiori e le insegnanti, insomma, che incontriamo ci danno un rimando di giovani che spesso sono un po' a ritiro sociale, cioè stanno molto in casa, rifuggono un po' la vita sociale. Questo non generalizzabile, insomma siamo circondati da un sacco di persone, però iniziano a evidenziare questa cosa. Allora la domanda che ti faccio è: dal tuo osservatorio, cioè secondo te la fascia più giovane sta facendo meno sesso? Cioè, se c'è una sorta di ritiro sociale, c'è anche un rifuggire dalle relazioni e quindi sia personali e quindi anche di tipo sessuale? Sono usciti anche delle statistiche che dicono che la generazione Z fa meno sesso rispetto alle generazioni precedenti, però la comparazione che si fa è un pochino da capire, nel senso che in questo momento, a compendio di quello che abbiamo detto finora, non siamo più in un contesto qualitativo dal punto di vista dell'incontro con l'altro, che sia sessuale o affettivo, quindi in cui io coltivo, perché chiaramente magari una persona di una generazione anche immediatamente precedente, diciamo, è molto più affezionata e magari meno spaventata probabilmente, chi lo sa, rispetto a quello che è uno stare con un'altra persona. E quindi se uno sta in una relazione, tendenzialmente fa più sesso. Invece la generazione Z, i giovani d'oggi, come si suol dire, hanno molto di più questo notare in queste incertezze, in questo approccio quantitativo al tutto, che spesso e volentieri fa riferimento al sesso occasionale, appunto questo approccio consumistico, e comparare a livello di frequenza queste due cose è un po' difficile, nel senso che un conto è stare con una persona e coltivare un rapporto sessuale, un conto è stare sempre alla ricerca di un partner, avere un mesetto con una persona, 2 mesi da soli e poi un mesetto con un'altra, eccetera, eccetera. Cioè in questo momento stiamo passando dall'essere etologicamente monogami, quindi avere un partner per tutta la vita, ad essere monogami seriali, quindi avere un partner singolo, però più partner durante tutta la vita. Sì, io volevo tornare un attimo sul discorso relativo alle app di incontri e alla possibilità di servirsene così in senso consumistico, come dicevi tu. Mi sembra il termine giusto, in effetti. Anche perché mi sembra che in realtà ci sia un equivoco relativo come dire, alla enorme potenzialità che mette in campo, che però evidenzia una povertà rispetto invece alla qualità dell'esperienza, e qui si ritorna a quello che dicevi tu, ma anche perché probabilmente come esperienza individualizzata, oltre ad essere estremamente nevrotizzata potenzialmente, perché rimette in gioco tutta una serie di criteri mutuati probabilmente anche da un immaginario spettacolare, no? Quindi il problema di fondo rimane, però
c'è un problema ulteriore, che non si esce da un discorso fondato invece sul riproporre il problema da un punto di vista collettivo, di comunità, intendo. Cioè è questo che probabilmente, almeno a mio avviso, queste app di incontri tendenzialmente fanno, cioè inibire il fatto che il problema, cioè parlarci di questi problemi, non venga travasato in una dimensione effettivamente collettiva, ma rimanga una cosa estremamente individuale. Ed è anche un problema però alla radice, nel senso che il sesso è eminentemente poi individuale, cioè, quindi come se ne esce? Cioè che tipo di cambiamento sostanziale può esserci in effetti finché rimaniamo all'interno di tutta una serie di stimoli di questo tipo, che poi ci dicono altre cose della nostra vita, della qualità della nostra vita, del sistema di produzione e consumo che abbiamo, cioè poi sono cose che anche si ricollegano a un discorso pasoliniano che da qualche parte ogni tanto viene rievocato, però rimane una nicchia anche molto spesso fraintesa, ecco. Questa è una curiosità che ho, ecco. Grazie. E io credo che uno strumento a cui possiamo fare accesso, anche perché diciamo questa iperfruibilità riverbera in qualche modo anche su tante altre cose, quindi anche sull'informazione, no? Probabilmente uno dei pochi regalini che ci fa è il capitalismo, questo iperaccesso all'informazione, no? Attraverso questo noi possiamo anche cercare di informarci e di capire in che posizione siamo, in che luogo siamo, senza intellettualizzare troppo a discapito dell'esperienza, quindi senza utilizzare la consapevolezza come strumento preventivo necessario rispetto a quella che è un'esperienza, nel senso che vuoi una dating app, sai che è potenzialmente rischiosa, ma puoi scaricartela lo stesso, ma si può sfruttare quella che è la consapevolezza di base, cioè scaricare un'app di incontri così, tanto per gioco, può essere un qualcosa che si rivela simpatico, come può essere un qualcosa che si rivela profondamente deleterio. Se noi pensiamo a una delle dating app più comuni che c'è, è una dating app in cui tu hai 10 immagini forse di te, quindi una presentazione puramente estetica con una biografia in cui non puoi scrivere un cazzo, se non un rimando al profilo Instagram oppure sono simpatico, solare, divertente. E questa cosa qui chiaramente ti confina fondamentalmente a questo. E quindi bisogna sapere che si è confinati a quello, che ci si sta esponendo potenzialmente a quello che è un giudizio fondato su questi due fattori, quindi una bio molto piccola e la propria estetica. E quando vogliamo bene, siamo affezionati a una persona, interagiamo con una persona in senso affettivo, quindi anche in un contesto amicale o di conoscenza, dopo 5 minuti non ce ne frega più nulla della parte estetica. E questa cosa può generare anche un'ottima connessione tra due individui, non siamo solamente il nostro corpo, per tornare al discorso di prima, ma più che altro un po' la morale della favola è: possiamo scaricare una dating app, possiamo fare sesso occasionale, possiamo approcciarci, visto che questo c'emo, questo se tenemo, come si dice a Roma, questo discorso quantitativo, ma possiamo farlo con consapevolezza, quindi io so come funziona il gioco. Non può essere Squid Game, deve essere tipo Hunger Games, quindi so come funziona, no? E quindi scelgo di fare quella cosa. Se è Squid Game è un po' problematico. Quindi, prego. È giusto o è limitante pensare che al fine di evitare un approccio prestazionale derivante dalla possibilità di metterci sempre a confronto con gli altri delle focali social e online, la vera radice deve essere un approccio basato sul consenso, il rispetto e la curiosità di andare oltre le proprie paure? E secondo voi, è una domanda che ti rivolgo a tutti, che gioco ruola la mancanza del senso di comunità che la secolarizzazione della nostra generazione sta vivendo? La prima la potresti ripetere? È giusto o è limitante pensare che al fine di evitare un approccio prestazionale, la vera radice debba essere un approccio basato sul consenso, il rispetto e la curiosità di andare oltre le proprie paure?
Ma io credo che il grande strumento che c'è, cioè il consenso e il rispetto, oltre a essere dei principi fondamentali di quello che dovrebbe essere l'interazione umana, siano anche un ottimo strumento esplorativo, nel senso che si conosce l'altro e si conosce se stessi. A volte portiamo avanti questa narrativa del consenso come qualcosa da chiedere all'altro, ma è uno step da fare in contemporaneo. Prima è chiedere il consenso a se stessi, cercare di capire, anche cercare di svalicare quelle cose. Noi possiamo stare prima di un atto sessuale e pensare no, quella cosa non la farei mai, poi in un momento di trasporto, di consenso, di connessione possiamo fare anche quell'altra cosa. Quindi io credo che siano degli strumenti che stiamo tirando fuori, per fortuna dal punto di vista culturale, in modo reattivo a tutta una serie di robe, che è prezioso e che non deve essere un qualcosa di visto da roba tipo cultura woke, quindi blasonato da tutte le destre, bla bla bla. Ci stiamo a parlare di rispettare una persona che è simpatica come cosa, cioè la possiamo accettare, non necessariamente va politicizzata, non so come dire. E quindi penso sia importante cercare di guardare alla questione come una risorsa. Quindi sì, è giusto, se vogliamo utilizzare questo termine, sì. Anche nell'ottica, io credo che l'esplorazione con un partner parta anche dall'esplorazione con se stessi, e penso che ci sia tanto pregiudizio e tanta vergogna legata al fatto di esplorare noi stessi e il nostro corpo. Infatti, collegandomi anche prima al concetto di amore per se stessi, è una cosa che secondo me, così diceva prima, ho il diritto di non amare una parte del mio corpo, però se poi lancio una provocazione dico, invece di chiamarli difetti, se iniziassi a chiamarle caratteristiche e farci i ponti, forse vi sarebbe più facile anche approcciare un rapporto con un'altra persona senza quell'ansia di dover prestare, di dover avere una determinata dimensione. Sì, assolutamente, ma poi il sesso, come dicevamo all'inizio, ha quella grande proprietà di trasformare magari quella parte di noi che non ci piace come una parte, non ci piace il nostro sedere, ci piace che il sedere venga schiaffeggiato, abbiamo svoltato, non so come dire, cioè, non esiste più il problema, quantomeno nel contesto sessuale, o sappiamo che quella parte del nostro corpo può essere un mezzo per provare piacere e non solo un qualcosa da detestare in alcuni momenti, no? Quindi sì, assolutamente. Dalla regia mi dicono che c'è non ho capito, una domanda, un foglietto, ok? Stavo cercando di interpretare i segnali. Al pubblico avevo detto. Ok. Qui indietro c'era scritto. Non stavo capendo i segnali. A volte capitano momenti, periodi in cui non si ha voglia, semplicemente non si sente nulla al riguardo. Chiaramente l'altra persona può sentirsi come se fosse lei il problema. Come ci si comporta in questi casi? Allora, il tema del desiderio è molto particolare, nel senso che il desiderio è condizionato da tantissimi fattori, che possono essere fattori psicologici, fisici, farmacologici, situazionali, di periodo e cose del genere. E noi chiaramente abbiamo questa risposta automatica nel momento in cui vediamo il partner che ha un desiderio magari carente rispetto al solito di avere questa euristica, questo bias molto semplice che fa parte dell'essere umano, che è riferire tutto a se stesso. Quindi, perché è molto semplice, se io so che sono io la cosa sbagliata, allora tendenzialmente c'è qualcosa che si può risolvere. Quindi se risolvo me stesso, risolvo anche il problema del partner nell'intersezione col partner. Il punto è che a volte non c'entra nulla con questo. Cioè è vero che a volte si può avere mal di testa e non avere voglia di fare sesso o cose del genere. E poi il desiderio lo concettualizziamo in modo culturale con una prospettiva un po' particolare, nel senso che guardiamo il desiderio necessariamente come un qualcosa di pulsionale, per cui bisogna voler saltare addosso al partner, oppure se il partner non ci salta addosso allora non c'è desiderio. In realtà, soprattutto nelle coppie che hanno una certa età, che vuol dire anche dopo 6 mesi o dopo un anno, il desiderio si trasforma da spontaneo a responsivo. Il desiderio spontaneo è il desiderio dei primi mesi o dei primi tempi in cui noi attraverso il sesso esploriamo, conosciamo, siamo anche guidati da quella dolce e giusta idealizzazione dell'altro e quindi vogliamo entrarci e stare vicinissimi in contatto. E a un certo punto succede che il partner lo si vede in pigiama,
con l'influenza intestinale e spreme il dentifricio al centro invece che in fondo, lascia alzata la tavoletta, ci si litiga, ci si discute. La conosciamo di più questa persona, la conosciamo in tutte le vesti e la iniziamo a conoscere a tutti gli effetti, e quindi il desiderio si sposta da essere, come dire, spontaneo a essere responsivo, e quindi è un qualcosa che va coltivato. Noi possiamo farci una domanda, ovvero che può essere: che cosa mi accende il desiderio? Che può essere un qualcosa anche di totalmente spostato da quello che è il contesto sessuale. Non bisogna mettersi, tante volte succede che in coppia c'è l'uomo che magari ha poco desiderio, arriva la donna col completino intimo. Non è la soluzione, e probabilmente hai speso anche 70 euro a vuoto, nel senso che non è l'oggettivarsi ancora una volta, non quindi l'essere sexy o il poter sembrare sexy agli occhi dell'altro, anche perché se entra mentre si stava a fare la doccia siamo più nudi col completino, quindi non è che, cioè, 70 euro che potevamo risparmiare in qualche modo, cioè, perché magari c'è un discorso importante, magari a volte anche abbracciare quella che è l'assenza di desiderio dell'altro può far nascere il desiderio nell'altro, perché potrebbe sentirsi al sicuro nel manifestare semplicemente una caratteristica o un percepito. Oppure possiamo chiederci se non ci sono dinamiche interne alla coppia che ci fanno allontanare dal partner. Oppure magari in coppia si sente tanta responsabilità, siamo magari persone abituate ad identificare l'amore che l'altro prova per noi in base a quanto facciamo, e il sesso diventa, soprattutto se abbiamo un'ottica performativa, diventa un'altra occasione per essere affaticati per l'altro affinché l'altro ci risponda. Quindi c'è una complessità importante che difficilmente è giusto ridurre a non gli piaccio più, o sono ingrassata o ingrassato. Quindi credo questo. C'era qualcuno lì? Posso lasciarvi il microfono così si sente meglio? Io volevo chiederti se potevi approfondire un discorso di sperimentazione di coppia in un'ottica di equilibrio tra il non abbandonare il rapporto alla noia, ma allo stesso tempo cercare di non arrivare a uno stato di ansia, sia mio che nell'altro. Non parlo per forza di apertura della coppia, ma anche banalmente oggi uso le manette, domani sono ancora in grado di avere un rapporto standard, o sarà sempre un andare oltre? Voglio vedere domenica sera, dopo una settimana di lavoro, se vuoi usare le manette. Non so come, non tu in generale, chiaramente, nel senso che cioè, la sperimentazione sessuale è entrare in una dinamica più trasgressiva se è un qualcosa di guidato dal desiderio e dalla volontà, o anche dall'eccitazione che si ha in coppia. È qualcosa di molto divertente e molto bello nel momento in cui lo si vuole, come possono essere i sex toys, come può essere semplicemente fare una pratica particolare. Però appunto possiamo utilizzare questa cosa che è più fantasiosa, divertente, colorata in qualche modo, senza dover guardare il sesso vanilla come un qualcosa quindi più standardizzato, più semplice, come un qualcosa di monotono. Nel senso che la monotonia è dettata dai fattori motivazionali che ci portano a letto e da come concepiamo questo scambio, non tanto da quello che si va a fare, perché a volte la monotonia può essere anche una risorsa, nel senso, nel momento in cui conosciamo il corpo dell'altro, l'altro conosce il nostro, e sappiamo che se facciamo quelle 2 o 3 cose entrambi ne usciamo felici e soddisfatti, è una risorsa. Variare, nel momento in cui c'è la volontà di variare, può essere un'altra risorsa. Però non necessariamente dobbiamo guardare il sesso come un discorso esponenziale, per cui nel momento in cui si entra in una dimensione più trasgressiva o più kinky, allora c'è bisogno di andare solo avanti senza poter tornare indietro. Possiamo fare avanti e indietro in serenità in base anche al giorno della settimana. Ecco. E come si impara a gestire i conflitti all'interno di una coppia o comunque di una relazione? Una domanda tranquilla mai fatto. Anche questioni pratiche, ecco, strategie anche molto concrete. Allora, io penso sia importantissimo capire 2 aspetti. Il primo è che cosa l'altro riesce a scatenare in noi, nel senso che c'è poco da fare, ma
Noi cresciamo con degli schemi dati dai nostri primi anni di vita tendenzialmente, e quegli schemi li portiamo dentro a vari ambiti della vita, quindi che possa essere il lavoro, le relazioni amicali, il rapporto con il prossimo, eccetera, eccetera, come tanti altri fattori che non solo in infanzia ci condizionano. Comunque, tutta la nostra collezione di letture del mondo, di occhiali con cui leggere il mondo, belli e meno belli. Però in assoluto la relazione affettiva è quella che di più può toccarci il tallone d'Achille, toccare i nostri più grandi e profondi trigger. Ed è il motivo per cui è un po' una cazzata dire che bisogna stare prima bene con se stessi per stare bene con l'altro, perché a meno che non sia Jeffrey Dahmer, c'è una differenza fondamentale, ovvero individualmente possiamo stare benissimo, ma stare è lo stare con una persona che ci scatena delle cose che il resto non ci scatena, e quindi è lì che bisogna star bene, anche star bene, imparare a star bene anche lì. E quindi l'altro ci scatena delle cose, bisogna capire non tanto dove sbaglia l'altro, ma anche che cosa l'altro, facendo anche semplicemente una cazzatina, ci suscita dentro. Quali sono i nostri talloni d'Achille in un certo senso, e cercare di consegnare all'altro il fatto che magari questo è un tallone d'Achille e che se fa in quel modo ci scatena una cosa che può sembrare anche esagerata. Un altro aspetto potrebbe essere cercare di partire da quelle che sono le emozioni che in coppia si possono provare, che sono un po' tutte, e cercare di legittimarle in quanto tali, nel senso che se si provano sono legittime, ma bisogna capire come regolarle, perché c'è differenza tra provare rabbia e alzare la voce, provare rabbia e spaccare una porta, un mobile o un qualcosa, oppure essere violenti all'interno proprio della coppia. E quindi cercare di amministrare e di accettare il fatto che ci possano essere delle emozioni, anche in virtù, diciamo, della prima cosa. E poi un altro aspetto che mi sento di dire è il timing. C'è una differenza che spesso si trova nelle coppie, ovvero la persona che vuole risolvere subito e la persona che si va a fare la passeggiata, che provoca un istinto di morte alla persona che vuole risolvere subito. Però entrambe le strategie possono essere potenzialmente funzionali, ma è anche un discorso di provare a non arrivare lì. E a volte possiamo semplicemente dire al partner: questa cosa mi sta facendo arrabbiare. Possiamo fermarci un secondo e cercare di capire questo aspetto, invece magari di andare a lavorare con le ipotesi di prima, quindi sospettare che l'altro in qualche modo stia provando a farci del male, partendo anche da un semplice discorso di fiducia, perché se sta insieme bisogna fidarsi tendenzialmente con l'aiuto dell'altro e con l'impegno nella fedeltà dell'altro, nella correttezza dell'altro. E quindi cercare un pochino di guardare anche a quelli che sono i timing e cercare di disconnettere o comunque fermarsi, consegnando anche assertivamente, quindi con fermezza ma senza essere aggressivi, quelle che sono le cose che stiamo pensando, senza arrivare a un discorso di conflitto. E poi come ultima cosa direi ci sta, litiga, va bene, è giusto, l'aggressività in senso psicanalitico, non in senso aggressivo, violento, è un qualcosa che fa parte dell'essere umano e in coppia, figuriamoci, ci scombussola molto dentro, quindi va bene litigare. E le coppie che non litigano c'hanno qualcosa da nascondere. No, dico solo una cosa, finché faceva la domanda mi faceva la carezzina sulla gamba. Quando hai detto va bene litigare, l'ho fatta io così. Io volevo partire da una frase di Marrakesh che mi è venuta in mente, ovvero siamo due persone ma non è mai solo sesso o comunque una cosa del genere. E quindi anche con tutto il discorso che facevi prima, si può dire che il sesso, con tutto quello che, insomma, con tutto quanto, è comunque un atto di riconoscimento di sé. Cioè si può parlare del sesso come un processo in cui ci riconosciamo, in cui troviamo anche una sorta di identità, o è un po' troppo... No, assolutamente, certo, nel senso che se ci pensiamo, la cosa che ci motiva ad andare a letto è voler stare vicini all'altro, in modo più vicino fisicamente possibile, ma anche in un certo senso a livello proprio
di intersezione tra due individui, in coppia e non in coppia. Però il punto fondamentale del sesso è il fattore motivazionale, che spesso si incrocia bene con quello che è il proprio valore, l'essere scelti, l'essere selezionati oppure l'essere corteggiati. E quindi è un qualcosa che nel momento in cui arriva sublima questi aspetti, poi può andare male, però di base come concetto c'è questo dietro. E il punto, proprio ricollegandoci al discorso quantitativo contro qualitativo, che poi non è che c'è uno che è meglio, entrambe le cose fanno molto parte dell'essere umano, fare sesso occasionale, avere più partner della vita, ma soprattutto fare sesso occasionale, è un modo per guardare il proprio valore, nel senso che più io riesco in base a quanto io riesco, non necessariamente a livello esponenziale, ma il fatto che io rimorchi una persona, vado a letto con una persona, decreta il mio valore, perché io sono stato apprezzabile. In quel momento sono riuscito ad andare a letto con una persona. E quindi ho fatto pensare a una persona, vabbè, non rimango a casa stasera. Non so come condensare la questione. E quindi è anche identitario. Di recente leggevo che il sesso non è stato messo nei bisogni primari. Credo sia importante bere l'acqua, però allo stesso tempo, cioè nel senso, non ci muori senza sesso. Però a livello di valore percepito, il sesso, ma in realtà più l'intersezione affettiva, sono qualcosa di assolutamente primario per i bisogni dell'uomo. Quindi c'è un impatto e c'è un valore. Poi un'altra cosa da dire rispetto a quella che è la citazione di Marrakesh è che ultimamente stiamo un po' sottovalutando quello che è il ruolo e il potere del sesso. Possiamo fare un esempio, ovvero che in concomitanza all'orgasmo femminile, non so se qualcuno ha mai saputo come si fa, però c'è una cosa divertente: nel cervello si disattiva la corteccia orbitofrontale, che è quella dedicata al controllo, che è il motivo per cui si dice devi perdere il controllo, e si disattivano aree, c'è tutto un rilascio delle catecolamine, quindi adrenalina, noradrenalina, dopamina, ossitocina da una parte, serotonina dall'altra. Ci crea un casino nel cervello importantissimo, che a volte lega, a volte semplicemente ci scombussola. E questa cosa qui non è che dici no, è una tinderata, allora non succede. Succede anche nella tinderata, come succede anche in una coppia, e ha un ruolo, funziona ancora come funzionava nella savana. Quindi possiamo assolutamente concepire che siamo degli esseri umani che stanno scambiando qualcosa, anche se ci si sta oggettivando, può andare anche bene, però un minimo di cura dell'altro, un minimo di, come dire, percepire l'altro sì come magari oggetto, se consensuale, se scambiata come cosa, ma anche come un essere umano che magari dopo il sesso vuole un bicchiere d'acqua o vuole una carezza in testa o cose simili, quelle cose obbrobriose che sembrano così strane adesso. Questo discorso dell'identitario può anche, cioè come si lega ad esempio all'aspetto più kinky della sessualità? Non ho capito la prima parola, questo aspetto No, questo aspetto dell'identità, cioè del sesso come processo di identificazione di sé, eccetera, come si può legare, cioè come si lega con ad esempio il mondo kinky? Cioè c'è una sorta di identificazione per opposto e quindi ci attrae un po' questa cosa oppure... Sì, le fantasie possono, secondo alcune teorie, hanno dei significati, anche semplicemente se rimangono nel mondo della fantasia e non necessariamente nell'esercizio di quella pratica lì. Nel senso che la fantasia c'ha un ruolo di esorcismo di determinate cose che possiamo credere e vedere nella nostra vita in relazione con l'altro, non necessariamente il partner, ma proprio l'altro, come noi ci percepiamo. E attraverso quello che è faccio un esempio pratico, si può curiosare rispetto a quelli che sono i significati delle cose. Che cosa si fa con i piedi? Ci si cammina, ci si sta in piedi, che ci si fa con i piedi? Un sacco di roba. Ci si gioca a calcetto, anche, non lo so, ci si sta seduti in un determinato modo. E possiamo immaginare anche che il chinchetto dei piedi possa essere un qualcosa che va ad apprezzare anche questa componente qui. Quindi sto fantasticando su quello che è un elemento portante a tutti gli effetti, proprio letteralmente, di un individuo. Stessa roba per le mani. Cioè, anche per quanto riguarda la feticizzazione di alcuni piccoli aspetti, alcune parti,
dell'essere umano ci si può trovare in qualche modo un significato. Se noi guardiamo una fantasia, quella fantasia può avere un significato. Faccio un esempio un pochino più BDSM, il latex. Il latex è una seconda pelle. E una seconda pelle magari può celare una grande volontà di protezione. E va benissimo se esercitata in un contesto safe. E, come dire, l'esibizionismo, quindi il classico cappotto che fa vedere poi il coso, che si può esercitare in contesti magari tipo parti espliciti e non sicuramente al parco sotto casa, quindi sempre in modo consensuale. È un qualcosa che magari psicologicamente vuole avere come reazione quella di far sorprendere l'altro. Tant'è che tra l'altro le persone che lo fanno in una dimensione non consensuale, se uno si gira e gli dice e quindi quella persona gli finisce tutto il potere sessuale che ha quella roba. Poi gli potremmo fare 1000 excursus su quella che è la sessualità tipica, però si dice chi cavolo era? Non era Shakespeare, era un altro, Oscar Wilde se non erro, che diceva tutto nel mondo riguarda il sesso, a parte il sesso riguarda il potere. Quindi un po' quella roba lì, tipico o non tipico il sesso che sia. Sì. No, che sono riuscito a formulare quella domanda di 10 ore fa. I miei genitori comunque mi hanno fatto fare educazione sessuale a scuola, mi hanno fatto vedere quei cartoni animati con gli orsetti che spiegavano la nascita di un bambino e tutto il resto, quindi io sono grato anche di aver capito cos'era il sesso e aver capito anche alcune battute che c'erano su una pallottola spuntata a Scary Movie prima dei miei compagni. Ma comunque, il punto è che loro mi hanno anche spiegato che esistono due tipi di sesso. Esiste fare sesso e fare l'amore, cioè fare l'amore inteso come procreazione, avere figli e tutto il resto, mentre fare sesso è semplicemente uno svago, mi avevano detto all'epoca così. Tu credi in questa distinzione? O secondo te è una valida distinzione? Cioè, Beh, io credo che sessuale sia... dei miei genitori comunque. No, ma è molto apprezzabile quello che hanno fatto, nel senso che a me per esempio nessuno mi ha mai fatto educazione sessuale e come potete vedere me la so vissuta male, l'ho presa un po' sul personale, insomma, ho rosicato. No, credo che sia un qualcosa di estremamente individuale, nel senso che ognuno di noi può avere quel concetto di distinzione tra quella che è un'intersezione sessuale, anche con un partner che si ama atavicamente, avere comunque un incontro sessuale che sia meramente pulsionale, senza, diciamo, una contaminazione buona di quello che è il sentimento. Quindi sto trasmettendo amore attraverso quello o sto sentendo amore in quel momento. Posso anche semplicemente sentire piacere sessuale, una forte pulsione verso l'altro e non c'è la parola amore di mezzo. Altre volte invece può esserci questa distinzione. Poi sì, indubbiamente c'è una distinzione tra, ma anche non necessariamente quello con sesso riproduttivo e quello con sesso ludico. Sicuramente nel sesso riproduttivo uno si impegna con una finalità, nel senso che magari si dedica meno ad altri aspetti. Grazie. Grazie. Ecco, tornando sul tema dei piedi, volevo chiedere, ecco, i fetish. Volevo chiedere, sono 2 anni che ormai siamo sicuri che ci amiamo, ci conosciamo per bene, ma il proprio tema che non si sa come passare l'idea di quello che io ho in testa al compagno. C'è questa paura di non sapere come verrà a reagire e anche lui ha stesso problema che non sa come portare a me questa idea. E sì, non abbiamo paura di, ecco, io ti lascio per questo fetish qua perché tu sei strano. No, per niente. Il problema è proprio sta nel fattore che non sappiamo come parlare di questa cosa, come reagire e anche se ti verrà detta una cosa, come reagire a questa cosa. Allora, si può fare una roba che è il gioco del barattolo, nel senso che quando si è in coppia, magari durante la giornata uno può avere varie fantasie, varie cose che pensa, o varie cose che magari vuole fare nonostante si facciano normalmente, no?
E quindi si può tenere un barattolo in casa oppure qualcosa di digitale che sia simile, in cui mettere questi bigliettini in cui si definisce e si esprime una determinata volontà. E si è in due, quindi tendenzialmente sa chi ha proposto cosa, però si può pescare quel bigliettino e possiamo guardare quel bigliettino e magari parlarne, se ne può parlare, se ne può discutere o semplicemente può essere un qualcosa di filtrato rispetto al mettersi lì e dire allora stasera voglio i piedi, che può essere un qualcosa di destabilizzante all'inizio. Oppure un'altra cosa un po' più paracula è buongiorno amore, mi sono svegliata stamattina e ho sognato che facciamo questa cosa e non hai capito come mi sono svegliata, ero eccitatissima e tutte queste cose qui, e si apre il discorso. E chiaramente l'altro percepirà che è semplicemente una tecnica di manipolazione, però magari esce qualcosa. Ok, grazie. Nulla. Quieta. Gengipa. Te lo das i toi. Come? Alla base quindi c'è sempre la non invalidazione delle emozioni altrui, cioè nel momento in cui io approccio con paura, magari anche essere diretti sul fatto ho paura a dirti questa cosa, la base deve essere che dall'altra parte non ci sia un'invalidazione di quell'emozione lì. Sì, poi succede, nel senso che come esseri umani facciamo schifo, nel senso che di base esistere è far schifo, almeno io la penso così, cioè proviamo a sistemare questa cosa attraverso varie velleità, ma possiamo sbagliare, quindi ci può essere il giorno in cui il partner ci consegna una cosa e non la legittimiamo, un'emozione. Però in teoria dovrebbe esserci questa ricerca il più possibile tra due individui di esporsi e raccontarsi e di accogliere l'altro in modo mutuale. Forse ci si riesce a 77 anni, però se ci arriviamo, considerando diciamo che siamo Putin potrebbe rosicare un giorno di questi, però se ci arriviamo o comunque se cerchiamo di coltivare qualcosa possiamo ottenerne qualcosa di buono. E come si fa a esplorare, per esempio nell'ambito del fetish, per esempio, comunicare un fetish all'altro? Come si fa a magari dall'altro canto, da una persona che riceve dall'altro partner un desiderio sessuale non soddisfatto, come si fa magari a, senza invalidare, chiedere ulteriori delucidazioni? Credo sia chill come cosa, nel senso che cioè, stiamo facendo è come se uno dice stasera ti faccio la carbonara, no? E la carbonara dice forse è un po' salata, no? Chissà come cosa. Poi se l'altro si sente distrutto completamente, a meno che non siamo stati aggressivi nel comunicare quella cosa, se l'altro si sente completamente distrutto da una richiesta che sia di delucidazione, che sia di fare una pratica sessuale in un determinato modo, una cosa che se siamo stati gentili e accoglienti verso l'altro rappresenta più l'altro per noi. Non è che possiamo stare a prevedere tutte le delicatezze dell'altro, se no faticoso. Che ruolo può avere il sesso al di là del contatto con il proprio corpo, il contatto con la realtà, nell'uscire dalla testa, questo. Quindi il sesso come uno strumento per riuscire a distaccarsi e disconnettersi da tutto il resto? Sì, per passare da un me pensante a un me esperienziale. Chiaro, è molto bella come ambizione, ce l'ha come proprietà, nel senso in quel momento se ci pensiamo quello che sta accadendo è semplicemente essere il tutto per qualcuno e viceversa, se non la si vive in modo estremamente performativo, e questo tutto ci può far dimenticare pure del mutuo, volendo. Quindi questa cosa qua penso sia molto importante, ma probabilmente in questo periodo storico va coltivata, cioè quindi io entro in contatto con te cercando quel tipo di connessione, ma nemmeno cercandola troppo, cioè stando molto momento per momento, in modo molto mindful nella questione. Magari lasciare spazio all'ultima domanda. Se c'è nessun altro che te la lega però. E io stavo pensando un po' allo stereotipo che poi nella mia bolla di persone accanto a me si è rivelato reale,
un po' lo stereotipo di magari una scopa amicizia eterosessuale uomo-donna in cui poi la ragazza finisce innamorata. E mi chiedevo quindi, cioè io nella mia teoria è che un po' quello che abbiamo detto anche prima, il sesso, magari si può fare sesso senza sentimenti ma mai senza emozioni, quindi c'è sempre un'emozione di Hai mezzo. guardato qualche reel? Forse subconsciamente è rimasto. Verissimo. E non perché l'ho detto io in un reel, chiaramente, è vero. Non ci capisci. Non l'ho visto. Dicevi, scusami. Però mi chiedevo se, appunto, visto questo stereotipo che, ripeto, si è rivelato vero nei miei casi di persone attorno a me, se c'è una differenza tra gli effetti che il sesso ha nella donna e gli effetti che il sesso ha nell'uomo, a livello di sentimenti, di legami, eccetera. Allora, di base non farei una distinzione di genere relativamente a quella che è la scopa amicizia e le dinamiche di innamoramento che possono seguire, perché statisticamente non c'è una grande differenza e il sesso tra amici può essere un qualcosa di estremamente connettivo. Ci sono gli studi che testimoniano quanto in realtà aumentino anche diciamo, la qualità del rapporto. Il punto è che va fatto in un contesto in cui non utilizzo il sesso affinché l'altro si sposti a diventare il mio bestie, al mio partner, perché altrimenti è una strumentalizzazione del sesso che è assolutamente fallace, a meno che non sia miracolosamente ricambiata e che ci fa soffrire. Quindi il sesso non come strumento, ma come magari vettore di conoscenza e di condivisione, da una parte. Dall'altra sì, uomo e donna hanno una differenza nel rilascio di ossitocina, ovvero l'ormone del legame. L'uomo ce l'ha in concomitanza di quello che è il corteggiamento, quindi io corteggio, immaginiamoci nella savana, l'uomo è potenzialmente un grande fecondatore e inseminatore, quindi Gesù, o chi per lui, o diciamo l'universo ci ha creato in modo tale da essere abbastanza contenuti in questa iperfecondazione. E quindi questo corteggiamento, questo entrare in fissa e mettere il fuocherello su Instagram e tutta questa roba qua, questo corteggiare, stare lì e cercare e volere quella persona, coincide con un rilascio di ossitocina. La donna, nel momento in cui era nella savana, ma anche un pochino adesso, selezionatrice, nel momento in cui seleziona e decide che quella è la persona e solitamente questa cosa coincide col sesso, c'è rilascio di ossitocina. Quindi sono due momenti diversi. Se si fa sesso subito è plausibile, perché poi c'è sempre la ragione che media molto, filtra molto e non rende questa cosa una legge universale. Nel senso che è una legge universale dal punto di vista ormonale, ma non è una legge universale a livello di conseguenze di questa dinamica ormonale. Quello che succede è che è il motivo per cui le nonne dicevano non la dà la prima sera, niente di più niente di meno, nel senso che lo si dice con cognizione di causa, però non è una legge, nel senso che una persona può darla la prima sera e tornare a casa e dire ok, bello, carino, a posto, e non avere più la necessità atavica di sposarsi con quella persona. Però allo stesso tempo c'è un pochino, anzi non un pochino, c'è una distinzione di genere nel rilascio di ossitocina. Questo sì, siamo differenti tendenzialmente come diciamo sesso assegnato alla nascita, e poi questa roba qui è anche condizionata dall'ambiente, è anche condizionata dalla propria psiche, l'essere individui. Quindi c'è una distinzione, ma non c'è tanto una distinzione. Io potrei dire che i maschi vanno sotto alle scope amicizie, non so come dire, secondo l'esperienza della mia bolla. E quindi alla fine tutti andiamo sotto e tutti pianiamo, mettiamola così. Siamo accomunati da questo. In questo c'è una grande parità di genere. Quantomeno. Grazie. Nulla. Ok, ci avviamo alla chiusura. Tu volevi aggiungere qualcosa, Livio? No, sto bene. Ok. Sei ok? Allora è ok. Allora io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi questa sera. Adesso c'è la possibilità di mangiare qualcosa con offerta libera, cose buonissime, quindi io consiglio di mangiare e bere. Poi ci sarà un po' di musica messa da Marco Milani
abbiamo voluto chiamare questo momento musicale Ci abbracciamo tutti insieme, quindi restate. Vi ricordo i prossimi appuntamenti: il 25 di maggio al pomeriggio faremo questo esperimento, uno speed date con la psicologia, quindi avremo a disposizione 5 psicologhe, vi potete iscrivere nello stesso form, insomma, dove vi siete iscritti per stasera, e avete la possibilità di passare qualche minuto con ciascuna di queste psicologhe per fare le domande che avreste sempre voluto fare a uno psicologo ma non avete mai avuto occasione di fare, e poi alla fine ci sarà un breve talk. Il 10 giugno invece ospiteremo Alberto Pellai presso la sede di Prodeco Pharma. E niente, io vi porto i ringraziamenti da parte dell'incontro, da parte di Genze, e ringrazio tantissimo Livio. Grazie a voi e grazie a tutti. Che è stata veramente una chiacchierata molto bella. Quindi andate, mangiate, Livio resta qui con noi, giusto un po'. E mangiate, bevete, ballate e viva. Grazie. Grazie ancora.